85. Tante sono state le coltellate inflitte a Lilia Patraniel, la quarantenne moldava uccisa lo scorso settembre nella sua abitazione a Spinea dalla furia omicida del compagno Alexandru Ianosi, 35enne romeno. È emerso dall'autopsia. 2 i colpi mortali che hanno raggiunto la donna tra il torace e l'addome e le numerose ferite poi sul resto del corpo. Colpi inferti con una violenza tale fino a quasi a staccarle un braccio. Per Ianosi, in carcere dal giorno del delitto, si prospetta ora un processo davanti alla Corte d'Assise per omicidio aggravato dal vincolo della convivenza, reato per cui non è ammesso il rito abbreviato con lo sconto di un terzo della pena. Il suo difensore probabilmente chiederà alla Corte una perizia psichiatrica. Tutto quella sera sarebbe stato scatenato da un litigio. Sembra che la donna volesse lasciare il compagno violento, come avrebbe ammesso lui stesso nell'ultimo interrogatorio.